Pino Maniaci, giornalista e direttore di Teleiato. Grazie intanto per aver accettato nuovamente il mio invito. Sono Accetterò felice. sempre. Accetterai. Io ti disturberò sempre. Parliamo oggi di nuove inchieste di cui ti stai occupando, sempre nell'ambito per quello che riguarda le misure di prevenzione e la sezione fallimentare, o meglio la gestione da parte degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati, ma questa volta non solo in territorio siciliano. Infatti tu hai parlato di un sistema Saguto che è sbarcato a Roma. Ecco. Ma Voglio io credo che solamente ricordare che con le tue inchieste giornalistiche hai portato all'attenzione dell'opinione pubblica e non solo, quello che poi in sede processuale è stato definito il sistema Saguto. E nel 2020 ci sono state 12 condanne emesse e Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, è stata condannata in primo grado a 8 anni e 6 mesi per aver gestito, diciamo, in modo clientelare le nomine degli amministratori giudiziari che si occupavano appunto dei patrimoni sequestrati e confiscati alla mafia. E da qui partiamo. Ma io vorrei che tu ci aiutassi un attimo a capire di che cosa si occupano queste due sezioni, la sezione misure di prevenzione e la sezione fallimentare. Per chi non conosce questa realtà, come, quando operano o come dovrebbero agire? allora diciamo che il sistema Saguto non è che è sbarcato a Roma. Credo che il sistema Saguto dal Trentino Alto Adige fino a Siracusa sia nelle stesse condizioni dappertutto, perché attenzione, Saguto è un nome, ma è la legge che consente tutte quelle nefandezze che noi abbiamo denunciato. Fatta questa premessa, è giusto chiarire di cosa parliamo. Misure di prevenzione significa, nella lotta alla mafia, il sequestro preventivo fatto ai presunti mafiosi, la famosa legge Pio La Torre. Pio La Torre diceva che bisogna togliere i beni ai mafiosi e farli ritornare alla collettività. E io sono d'accordissimo. Attenzione, la legge Pio La Torre è la vera lotta alla mafia, perché se a un mafioso gli togli un figlio, ti dice che ha l'attrezzatura per farne un altro, ma se gli togli i beni, se gli togli il potere, un mafioso diventa nudo miscato con niente. Quindi partiamo da una legge che è sacrosanta. Poi nel corso degli anni però questa legge è stata modificata a uso e consumo di vari magistrati e di vari pezzi del tribunale. Perché? Perché non si sequestra ai mafiosi, ma si sequestra molto spesso a chi dal punto di vista processuale, per quanto riguarda appunto l'associazione mafiosa, viene completamente assolto, ma i beni gli rimangono sequestrati o addirittura confiscati. Cioè il giudizio, il merito, cioè tutto quello che dovrebbe essere giustizia va a farsi benedire, e quindi noi non abbiamo più diciamo una legge equa dove vengono difesi i cittadini, ma una legge dove amministratori giudiziari, giudici, periti, consulenti vanno ad abbeverarsi, ad arricchirsi su questi beni, poi lasciando le ceneri. Ecco, non ritorna più alla collettività, eventualmente se il bene è del mafioso, ma si arricchiscono pochi, quel cerchio magico che io ho denunciato e che è stato condannato. Attenzione, ma tutto questo lo prevede la legge. Dopodiché la fallimentare è il passo successivo. Sai, ma tu l'hai sentito dire mai, per esempio, una legge dove sequestri un bene, quel bene poi lo fai fallire, lo porti alla fallimentare viene svenduto, viene completamente distrutto, ma tu che sei stato l'amministratore giudiziario, guarda caso, non devi, una volta che il bene è fallito e viene, diciamo, transitato dall'altro pezzo del tribunale, dalla fallimentare, non devi più rendicontare quello che ne hai fatto dei soldi. Cioè
quel libro dei conti muore. Diciamo che è veramente qualcosa di anormale. Che cosa stiamo facendo? Abbiamo trovato le stesse negligenze che ci sono state a Palermo, a Roma, anzi peggio. Annalisa, peggio. E adesso ti dico con molta franchezza che ho paura. Ho veramente paura. Anticipo le tue domande, non ti faccio parlare, cavolo. Fammi le domande che è meglio. No, ma io ti volevo infatti chiedere semplicemente di raccontarci che cosa hai scoperto, perché hai dato voce a molte persone che sono finite in questo, possiamo definirlo, tritacarne. Cosa vuol dire poi, magari ci fai l'esempio di qualche caso di cui hai parlato, cosa significa appunto perdere tutto, le ripercussioni appunto di tutto ciò. Allora, io ho intervistato pure Palamara, al quale Palamara ho chiesto che quanti sistemi ci sono all'interno della magistratura. Ora io ti porto sulla... Ecco, aspetta, perché in macchina, scusate, la macchina è diventata la mia casa quando mi intervista Annalisa. Allora, tu immaginati lo Stato che, quindi un pezzo del tribunale, il giudice delle misure di prevenzione, noi siamo abituati a fare il nome e cognome, di Roma, Montoni, che tra le altre cose si sentiva con la Saguto, amico della Saguto, gli voleva sistemare il marito, insomma è uno che fa parte di quel cerchio magico, poi assolto. Montoni sequestra degli imprenditori romani, 23 per l'esattezza, 280 milioni di beni. 280 milioni. Tra le altre cose perché? Perché a suo parere tra questi, diciamo, signori c'è un paio di mafiosi, addirittura un camorrista, che diciamo gestiva dei bar, tabacchi, ristoranti, insomma, diciamo tutto quello che è un pezzo dell'economia romana. Ti anticipo che dal processo penale che è scaturito, diciamo, da queste misure di prevenzione sono stati tutti assolti. Però i beni, guarda caso, sono già in confisca di primo grado. Ecco, ritorniamo a quel discorso che ti facevo prima. Ma come? Se io non sono mafioso, se io vengo assolto dal tribunale per non essere mafioso, come cavolo, stavo dicendo una parola, si va dall'altro lato invece a confiscarli, addirittura confiscarli. E invece questo ordinamento giudiziario tutto nostro lo prevede, e quindi ritorniamo al fatto che la legge che non funziona. Che cosa è successo? Qualcosa di incredibile, perché addirittura questi beni nel periodo della pandemia si incominciano, il giudice Montoni dà la libertà agli amministratori giudiziari di poterli vendere. Però immagina, non si aspetta la sentenza definitiva di Cassazione, si vendono ancora in maniera preventiva. Aspetta, perché c'è un motivo, perché durante la pandemia sono dei beni deperibili. Tu l'hai sentito dire mai che un tabacchino è un bene deperibile? E un ristorante è un bene deperibile? Una sala è un bene deperibile? Per loro sono dei beni deperibili, è come la cioccolata, si scioglie. Quindi sono Ma stati la cosa capita venduti praticamente, non sono neanche più stati risarciti, diciamo, le persone che hanno subito tutto questo. Ci arrivo, altro che risarciti, addirittura sono stati stroncati, nel senso che si vedono i beni che gli dovrebbero essere restituiti, invece vedono che li stanno vendendo. Ma la cosa più grave non è questa. Lo Stato li vende a una cordata di ciprioti che, guarda caso, si fa una associazione il giorno prima della confisca in primo grado, e questa cordata, dove all'interno ciprioti,
quindi di Cipro, dove all'interno ci sono persone condannate per mafia e riciclaggio. Lo Stato vende, cioè toglie alle persone assolte, che sono state assolte dall'accusa di mafia, e vende invece a mafiosi. Cioè, ma tu esci, dici, ma no, non può essere. Pino Maniai ci stai dicendo minchiate. No, è così. È così perché lo dicono le carte. È Ecco. così perché sono capaci di questo e altro. E attenzione, ancora cosa più grave. In questa cordata, questa holding, quello che dirige tutta la baracca è il nipote di Licio Gelli. Noi abbiamo mafia, massoneria e, vorrei dire, diciamo, non la dico la parola, ce l'hai, lasciamo perdere. Capisci? Cioè lo Stato consente tutto questo ed è veramente strano. Allora, tu hai detto che la legge Pio La Torre è una legge giusta, è lo strumento giusto per combattere, contrastare le mafie. Allora, dov'è il problema? Qual è quello che non funziona? Dov'è che tutto questo viene vanificato? Nel corso degli anni, dalla sua approvazione, da quando Pio La Torre ha perso la vita, questa legge è stata modificata. Ed è stata modificata ad uso e consumo dei magistrati e dei presidenti del tribunale. È stata modificata che viene scorporata da quello che è, diciamo, il procedimento penale. Sono due giudizi completamente separati. E poi ti dico un'altra cosa ancora più grave. Oggi, quando io sento parlare, hanno sequestrato, c'è stato un sequestro, io diciamo che mi viene da ridere, sai perché? Siamo nel 2021. Tu sai cos'è Serpico? Non è il film, non è... No. Sai cos'è Serpico? No. No, ti arrendi? Mi arrendo. Serpico è un programma in uso alla Guardia di Finanza, e adesso guarda la parolaccia ci sta tutta, che è nelle condizioni di sapere e di vedere, tramite questo programma della Guardia di Finanza, quando e dove mia madre mi comprava le mutande. Quindi la provenienza di tutto quello che è il flusso di denaro di una persona. Chiaro? Ed è capace ovviamente di mettere a nudo se un bene è stato comprato in maniera legale, illegale, con quali soldi e con quale provenienza. A che cosa servono le misure di prevenzione? Sai che cosa servono le misure di prevenzione? A cosa servono le associazioni? A cosa serve l'antimafia? Guarda, se vinciamo la lotta alla mafia, noi avremmo tutto questo amberadam tutto disoccupato. Tu te le immagini? Ma stiamo scherzando? E qui quando Tutte le parliamo associazioni. di mafia, dell'antimafia, che Mafia dobbiamo... dell'antimafia, nel senso che la mafia deve continuare ad esistere, altrimenti l'antimafia non sa che cavolo fare. Tu guarda, non lo dico io, ma c'era Gratteri che diceva, per esempio, chiudete la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. E per dire ai Gratteri chiudete la DIA, guarda che è pesante, non è che lo sta dicendo... Ma perché la DIA ormai è diventata semplicemente, diciamo, il luogo di nomine, di incontri di figli di generali, di figli ecco, di figli di. Mentre nelle misure di prevenzione, nei tribunali, diciamo, l'affidamento dei vari beni sottoposti a sequestro diventavano degli amici, degli amici degli amici, e ovviamente, come abbiamo scoperto, del marito della Saguto che lavorava in quei beni. È diventato tutto un business, la fallimentare, ma guarda, c'è anche business sul Tribunale dei minori, sulle varie case famiglia, su tutti questi affidamenti, ogni minore 2000 euro al mese. Dico, capisci? C'è soldi che girano, guarda, alla fallimentare di Roma. Tu lo sai quant'è
diciamo una finanziaria nel corso di un anno in Italia, 30 miliardi. Sai la fallimentare di Roma quanto gestisce in questo momento, diciamo, di fallimenti? 80 miliardi di euro, solo la fallimentare di Roma. Quindi... Per farti capire il giro vorticoso di denaro che c'è e come ovviamente certi magistrati si sono arricchiti. Montoni oggi, grazie anche alle nostre inchieste, credo che siamo stati capaci, io ho parlato personalmente con Cantone, che è il procuratore a Perugia, Perugia si occupa di Roma, c'è già un'inchiesta a Perugia sui magistrati di Roma. E questo è il valore del giornalismo di inchiesta, che ultimamente viene anche un po' Fatto come una volta, cioè, sottovalutato. consumando le scarpe, io ci vado in aereo a Roma perché diciamo andarci a piedi sarebbe un po', Non un po' sarebbe lungo. Ascolta, noi continueremo a seguire le tue inchieste e ad aggiornarci su tutto questo. So che ultimamente hai ricevuto un nuovo riconoscimento, un premio a Roma per il tuo Ma mi impegno. segui allora? Ti seguo e ti perseguo. Mi pedini? Esattamente. Però è giusto dirlo, tu hai vissuto degli anni molto duri, sei stato calunniato, si tentava di screditare Pino Maniaci come giornalista antimafia e come uomo. Quindi dei riconoscimenti, dei premi, oggi hanno sicuramente un significato diverso. Per te cosa significa oggi? Appunto, e ricevere anche, fra l'altro, anche tanta stima da parte di chi ti segue e non solo. Vedi, hai ragione nel dire che sono stati 5 anni di inferno. Cioè, sai che significa dalle stelle alle stalle essere completamente, diciamo, mascariato, infangato, smerdato a livello non solo nazionale ma anche mondiale, visto che, diciamo, mi conoscevano in alcune parti del mondo. È stata dura, sono stati 5 anni difficilissimi. Oggi, grazie alla sentenza di assoluzione, e guarda, si è riflettuto il Tribunale di Palermo quando ha voluto mascariare, diciamo, è stato pesante e ci è riuscito un po' con tutti, ci è riuscito, non so, con Cuffaro, ci è riuscito con ci è riuscito con Delluce, con tanti nomi. Non ci è riuscito con me perché quello che voleva fare, cioè proprio rompermi la schiena. Devo ringraziare ovviamente anche i miei avvocati, ma credo che diciamo, è stato ampiamente dimostrato, anche grazie a questa serie, che è docuserie, che io ti do la notizia, io ancora non ho visto, ma non l'ho vista semplicemente perché non la voglio vedere, perché mi sono scibbato di quelle che sono i commenti e le reazioni per ora delle persone, e quindi poi lo vedrò quando avrò già ricevuto, e fino ad oggi devo dirti che ho ricevuto, diciamo, dei commenti positivi. E avere questo riconoscimento oggi, e in particolare, diciamo, la medaglia del Presidente della Repubblica, diciamo che è una grossa soddisfazione, diciamo. Credimi, la televisione è tapezzata di premi, tapezzata un po' di tutti i premi nazionali e non solo, ma ricevere oggi, diciamo, alla luce di tutto quello che è successo, questo premio è un premio molto, molto particolare, e sinceramente devo dire mi sono commosso, ci sono andato con molto, molto piacere. Io ti ringrazio, Pino, per il tempo che mi hai dedicato. Ti disturberò ancora perché ti fa piacere, no? Sempre a disposizione. Perfetto, grazie mille e continuiamo dunque a seguirti. Un abbraccio, Pino, grazie mille. Grazie a voi e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao, a presto. Ciao.